Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta in questo sabato 9 agosto col nostro Focus TG. Andremo a vedere la situazione sulle strade, naturalmente weekend da bollino rosso, questo purtroppo per la viabilità con tanti spostamenti per le località di mare e montagna e traffico intenso soprattutto lungo le autostrade, ma purtroppo le strade sono le protagoniste della cronaca di queste ultime ore. Tra poco ci collegheremo in diretta da Vicenza con i colleghi per una ragazza di appena 20 anni che è stata investita e uccisa insieme al suo cagnolino mentre attraversava la strada. Altre 2 vittime nelle ultime ore anche a Mestre, lo vedremo poi sempre con i colleghi ma della redazione di Venezia. Allora andiamo subito da Daniele Garbin e Simone Squarcina che si trovano a Vicenza, dove lungo la Marosticana, strada notoriamente purtroppo pericolosa, è successa una grandissima tragedia. A te Daniele, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Detto bene, purtroppo strada Marosticana si conferma, ancora una volta è successo. Siamo all'incrocio con Cresole e questo luogo è diventato proprio teatro nuovamente di questa tragedia sulla strada di questa ragazza ventenne, diciamo, di nazionalità cinese, che abitava poco lontano ed era abituata, ci hanno detto i testimoni, a portare fuori il suo cane. Ieri sera verso le 11 e verso le 23 era proprio a spasso con il cane, proprio poco più avanti dove si intravedono ancora i segni per terra, quando per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale che è intervenuta è stata falciata assieme al suo cane ed è morta sul colpo. Anche il cane è morto con lei. Dicevamo prima ancora teatro di tragedia questo luogo, perché poco più avanti era morto nel mese di marzo un ciclista, un lavoratore che abitava anche lui poco avanti e verso le 6 del mattino con la sua bicicletta aveva attraversato la strada per recarsi al lavoro. Anche in quel caso una macchina a velocità lo ha falciato. Sembra che questo semaforo inviti a infrangere le regole, secondo alcuni testimoni. Non si sa se sia anche in questo caso lui responsabile. È un rettilineo lungo, scatta l'arancione e le auto, anziché fermarsi, tentano di sorpassare ancora prima che scatti il rosso. Potrebbe essere questa la dinamica. Ovviamente resta il fatto che è l'ennesima vittima e lungo questa strada marosticana ricordiamo che ci sono stati ben 3 incidenti in quel mese, tra febbraio e marzo, per cui poi era stato il consiglio di quartiere a sentire l'assessore Cristiano Spiller proprio per chiedere interventi rapidi, almeno per limitare sia la velocità sia anche un controllo del traffico per impedire queste tragedie. Da allora in realtà ci dicono i residenti poco o niente è stato fatto. Una situazione intollerabile, dicono i residenti. Noi abbiamo sentito le voci di qualcuno, le abbiamo registrate poco fa e con questa testimonianza restituisco la linea allo studio. Una rabbia, insomma. Sì, capito, perché questo è il terzo morto quest'anno. Questo incrocio qua non è uno dei migliori, credo che effettivamente qualcosa potrebbe essere migliorato sulla viabilità. Sono qui che vivo da poco da queste parti di Caldogno e devo dire che effettivamente è un tratto stradale un po' particolare, con delle migliorie che possono essere effettuate. Un po' pericoloso qua le strade, soprattutto quando sono un ciclista anch'io, che ho avuto incidenti anch'io. Sì, che è un po' un problema. Tutti hanno fretta, purtroppo è un mondo che tutti hanno fretta, veramente. Ultimamente non rispettano quelli più deboli più che altro, ecco, soprattutto le bici, perché le biciclette credo che ci vorrebbe un po' più rispetto, quello sì. Pericoloso perché 2 mesi fa anche c'è morto mio amico lì, uguale come situazione. Bisognerebbe cambiare tante cose su questa strada, fare una pista ciclabile, anche tipo un marciapiede. Come ha visto lei lì, noi abbiamo dovuto per andare in quelle strade là, abbiamo dovuto camminare tipo lungo alle strade, quindi secondo me bisognerebbe cambiare tante cose. Quella via non c'è un specchio, niente per vedere se esce una macchina, se esce una persona, anche qua è il giro che fanno, non c'è neanche un specchio, è una pista ciclabile per noi, dobbiamo andare su Anconetta, dobbiamo andare su Polece, fare questa strada o quella. Corrono veloci.
velocissimo. Sì, tu senti alle 2-3 della mattina come la moto, tantissimi, sì. Noi abbiamo pensato di cambiare anche di appartamento di affitto perché abbiamo 2 bambini, un cagnolino. Queste allora le testimonianze raccolte da Daniele Garbin, Simone Squarcina, grazie per questo contributo ai colleghi di Vicenza. E poi invece a Mestre abbiamo detto c'è stato un ciclista che nel tardo pomeriggio di ieri, ciclista di 63 anni, è morto ad alcune ore, circa 5 ore, dall'impatto con un camper a quanto pare che lo ha urtato mentre era in bicicletta, camper che non si sarebbe fermato, non si è fermato a soccorrere il ciclista e che ora viene ricercato dalla polizia locale per chiarire la dinamica, se si sia accorto oppure no il conducente di quel che è successo e perché se ne sia andato soprattutto. E poi nella notte un altro mortale ancora, in moto questa volta. Le moto davvero si stanno rivelando quest'anno il mezzo su cui si verificano i maggiori incidenti, i più numerosi incidenti mortali. Allora andiamo a sentire Filippo Fois con Simone Merlo da Mestre. Venezia piange altre 2 morti sulle strade, sono 2 tragedie che si sono consumate a distanza di 12 ore l'una dall'altra nella città di Mestre. Il primo a perdere la vita è stato un 64enne di Favaro Veneto che è stato travolto da un camper mentre attraversava in bicicletta Rampa Rizzardi. A lanciare l'allarme sono stati immediatamente gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Il camperista si è allontanato dal luogo dell'incidente mentre il ferito è stato preso in cura da parte dei sanitari del SUEM 118, è morto dopo 4 ore di agonia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ora le indagini sono aperte ed è caccia al pirata della strada, sembra che abbia perso tra l'altro anche un specchietto retrovisore nell'impatto col ciclista. Ci sono parecchie telecamere nell'area per cui è probabile che gli inquirenti riescano presto ad arrivare a una sua identificazione. Questo è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri, mentre stanotte si è consumata un'altra tragedia. Questa volta siamo in via Vespucci, in una rotonda all'intersezione con via Bissuola. Un uomo si trovava in macchina, siamo nel cuore della notte, si trovava in motocicletta e da quello che sono i primi rilievi che sono stati effettuati dalle forze dell'ordine pare si tratti di una fuoriuscita autonoma. Non lo possiamo ancora affermare con sicurezza perché sono al vaglio naturalmente delle forze dell'ordine tutte le immagini che sono state girate da altre telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Quel che è certo è che anche quest'altra persona ha perso la vita. C'è poi un'altra notizia per un'altra vittima della strada, questa volta a Santa Maria di Sala, e i funerali di Andrea Molin, il 63enne ex calciatore che ha perso la vita in motocicletta lungo l'Annualese, sono stati fissati per sabato prossimo alle 9:30 nella chiesa di San Teonisto e Agostino a Marano di Mira. C'è un fatto singolare peraltro nel luogo dell'incidente mortale. È stata ritrovata una tessera di gratta e vinci con una vincita tra l'altro di 200 euro che era proprio della vittima dell'incidente stradale, che è stata restituita dai carabinieri alla famiglia dell'uomo che ha perso la vita. Questo dunque è quello che è avvenuto a Mestre, lo avete sentito nelle ultime ore, con i dettagli anche riguardanti l'incidente costato la vita all'ex bomber Molin, i cui funerali saranno svolti nei prossimi giorni. Adesso a Rosà, perché c'è stato un altro incidente grave, auto contro moto ancora una volta. In questo caso ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni. Si trova ricoverato al San Bassiano un 19enne di Rosà rimasto coinvolto venerdì notte in un incidente stradale. Il giovane poco prima della mezzanotte stava procedendo lungo via Torquato Tasso a Rosà in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un'automobile che stava uscendo dalla laterale via Serena condotta da un 49enne del Bassanese. Ad avere la peggio il Centauro, rovinato a terra e sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Immediato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista ferito in attesa dei sanitari del 118 e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Il 19enne è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso. Per lui fortunatamente solo tante botte, ma non versa in gravi condizioni. Per i rilievi e l'esatta ricostruzione della dinamica i carabinieri di Bassano.
E questa mattina invece la comunità di San Michele di Piave ha dato l'ultimo saluto a Michael Angeli, il giovanissimo di appena 28 anni, morto il 2 agosto in un tragico incidente stradale. La chiesa parrocchiale non è davvero riuscita a contenere la folla di amici, parenti e conoscenti accorsi per stringersi alla famiglia. L'omelia del parroco ha ricordato il coraggio e la determinazione con cui Michael aveva affrontato le difficoltà, vincendo recentemente la battaglia contro una grave malattia. Era un ragazzo che sapeva sorridere anche nei momenti più duri e che sapeva donare luce a chi aveva vicino, ha detto il sacerdote, invitando tutti a custodirne l'esempio. Il feretro è stato poi accompagnato in corteo fino al cimitero, tra commozione e ricordi condivisi, un addio che ha unito un intero paese, lasciando viva naturalmente la memoria di un ragazzo capace di affrontare la vita con forza e sorrisi, nonostante tutto quello che gli era capitato. È stata una nottata di apprensione per le sorti di un escursionista statunitense di 34 anni di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio nella zona del rifugio Pian de Fontana, siamo in comune di Longarone. A dare l'allarme la compagna che non l'aveva visto più rientrare al punto di ritrovo al rifugio. Poi questa mattina attorno alle 8:30 l'uomo è stato individuato dall'elicottero della Guardia di Finanza in compagnia di un altro amico. Il 34enne, trovato in buono stato di salute, si era fermato a dormire in un riparo sul sentiero, probabilmente disorientato visto il calare della sera. Le ricerche dalla mezzanotte di ieri hanno preso parte le squadre dei Vigili del Fuoco con l'unità del nucleo regionale con droni muniti di tecnologia in grado di localizzare il telefono, con i volontari della Val di Zoldo e di Longarone, impegnati nelle ricerche anche soccorso alpino e Guardia di Finanza. Tutto si è risolto fortunatamente per il meglio. Andiamo alla cronaca da Padova adesso, con altri 2 arresti della squadra mobile per la violenza sessuale di gruppo avvenuta un mese fa in un'area abbandonata dell'aeroporto Allegri. La violenza risale a un mese fa esatto. Una ragazza era stata costretta a rapporti sessuali nell'area dismessa dell'aeroporto Allegri di Padova e le indagini della polizia avevano portato all'arresto nei giorni successivi di 3 tunisini, un irregolare e 2 richiedenti asilo per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. Ora gli agenti della squadra mobile hanno chiuso il cerchio arrestando altri 2 presunti complici. Si tratta di altri 2 tunisini di 19 e 20 anni fermati dai poliziotti vicino alla questura e in corso Garibaldi. Le accuse sono anche di violenza privata e di rapina aggravata in concorso. I 3 già arrestati nei giorni scorsi, invece, sono volti ben noti alle forze dell'ordine, tutti tra i 19 e 20 anni e già con parecchi episodi criminali alle spalle. Uno in particolare, trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, era stato protagonista con altri di una rivolta con danni alla struttura e poi era riuscito anche a fuggire nel marzo scorso. Prima di quest'ultimo episodio di violenza, i 5 ora sono tutti in carcere. Stagione sportiva e per proteggere i tifosi sani, diciamo così, il questore di Padova ha vietato a 8 minorenni della città e della provincia colpiti dal DASPO cosiddetto fuori contesto di assistere per 3 anni a qualsiasi manifestazione. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha emesso 8 DASPO nei confronti di altrettanti minorenni della provincia di Padova in vista della nuova stagione sportiva. A loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sarà proibito per 3 anni l'ingresso a tutte le manifestazioni sportive di ogni tipo in Italia e all'estero. Si tratta di DASPO denominati fuori contesto, creati per tutelare quei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, vietando l'accesso a persone le cui condotte siano caratterizzate da una particolare antisocialità e un rischio per la sicurezza pubblica. Per questi 8 minorenni la questura ha analizzato i loro precedenti penali relativi a reati gravi commessi con l'uso della violenza e che vanno dalle tentate rapine aggravate alle tentate estorsioni. Comportamenti che, pur non essendo direttamente collegati ad eventi sportivi, sono stati giudicati come indicatori di una pericolosità sociale concreta e grave. L'obiettivo principale di questi DASPO fuori contesto è impedire ai violenti di accedere agli stadi e ai palazzetti, ma anche mandare un chiaro messaggio di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza, proteggendo i tifosi sani.
Nel corso dei primi 7 mesi del 2025 il questore ha adottato già altri 12 provvedimenti simili dai 2 ai 5 anni nei confronti di 7 minorenni e di 5 maggiorenni residenti in città e in provincia. Servizio di Federico Fusetti, che è collegato con noi in diretta adesso da un'altra zona, Montegrotto, perché c'è stata l'ennesima rissa nella zona della stazione. 2 commercianti sono rimasti feriti. Siamo appunto a Montegrotto Terme, il bilancio è pesantissimo. Federico, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui a Montegrotto Terme con Cristian Roccaiende che mi assiste sul piano tecnico e siamo qui perché c'è stata l'ennesima situazione delicata qui a Montegrotto Terme, ancora violenza. A pochi giorni di distanza da una rissa che è scoppiata tra stranieri nella zona della stazione, qui alle mie spalle in questo kebab altra violenza. L'altra sera possiamo parlare di un'altra rissa. In effetti siamo a un centinaio di metri dalla stazione di Montegrotto, che a quest'ora è frequentata da tanti turisti che ovviamente prendono il treno, arrivano e partono, ma alla sera evidentemente i problemi aumentano. Cos'è successo? Che alcuni stranieri nordafricani arrivati proprio in stazione poi sono entrati in questo negozio alle mie spalle chiedendo di mangiare, secondo loro tempi troppo lunghi, hanno provocato il titolare e le 5 persone che lavoravano all'interno in quel momento e ne è scaturita una rissa per cui sono volate sedie ma anche colpi proibiti, 2 feriti, il titolare e il figlio, che hanno dovuto rimanere in ospedale per alcune ore, uno addirittura, il padre, è ricoverato per tutto il giorno, insomma feriti alla testa, e una decina di ragazzi che stavano mangiando all'esterno del locale sono entrati per dare una mano e cercare di difendere i titolari, quindi immaginate che zuffa ne è emersa. Il titolare, siamo stati poco fa all'interno del negozio del locale, in questo momento è a Brescia da alcuni parenti, quindi non è né lui né il figlio sono presenti oggi qui al lavoro, però stanno meglio. Ecco, questo ci è stato confermato dalla persona che in questo momento è nel locale, che non era presente l'altra sera. Il sindaco ha annunciato già ieri ai nostri microfoni un aumento dei controlli in questa zona. I carabinieri, che sono veramente a un paio di passi da qui, circa 100 metri, c'è la caserma della stazione dei carabinieri di Montegrotto Terme, e anche loro pronti ad aumentare i controlli, arriveranno più uomini e insomma questa situazione verrà affrontata in maniera diretta sia dall'amministrazione comunale che dalle forze dell'ordine. Lina, per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Federico Fusetti e Cristian Roccaiende per questo collegamento da Montegrotto. Una situazione, lo vedete, che si fatica a contenere per l'escalation di violenza che si sta vivendo in quella località, naturalmente in questo momento anche molto frequentata. Allora, dicevamo all'inizio della nostra diretta che questo è un fine settimana pre-ferragostano, naturalmente, da bollino rosso sulle strade. Andiamo a vedere la situazione sia in A4 che in A27. Cominciamo con la provincia di Udine. Siamo in A4 col nostro Omar Costantini. Esodo, naturalmente, tante persone in movimento. Qual è la situazione, Omar? A te, buongiorno. Sì, buongiorno, prendiamo la linea dal cavalcavia di Privano in comune di Bagnari Arsa. Siamo a circa 2,5 km dal nodo di Palmanova in direzione Trieste. Come potete vedere, questa è la situazione in tempo reale, c'è parecchio traffico intenso, però non si vedono quei famosi rallentamenti a fisarmonica, tanto per essere chiari, anche se il traffico è previsto in aumento. Queste sono tutte auto e mezzi che stanno raggiungendo le località della Slovenia e della Croazia. Noi ci troviamo tra l'altro a circa 3 km dal nodo con la A34, cioè al casello di Villesse, dove molti turisti, per evitare poi di trovarsi incolonnati al casello dell'Isert, approfittano del bypass verso Gorizia, poi una volta raggiunto il valico dell'ex passaggio di confine di Sant'Andrea ci si mette sulla famosa superstrada H4 e da lì al bivio del Nanos ci si congiunge poi con la direttrice Lubiana Capodistria e da lì poi insomma si può raggiungere le mete desiderate. Al momento all'Isert siamo sui circa 1 chilometro
1-2, almeno quanto ci è stato riferito di coda, dunque le attese variano sui una decina / 15 minuti il massimo. Il traffico, ripetiamo, è scorrevole, non vedete che non c'è quel famoso effetto fisarmonica come dicevo prima. Sono previste circa 190.000 veicoli in transito in direzione proprio della ex Jugoslavia. Vi do un dato veloce, siamo già a un più 6% di traffico rispetto a quanto si è registrato il sabato del 2024 alla stessa ora. E da Bagnari Arsa è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie a Omar Costantini. Questa è la situazione, dunque l'avete visto in A4 a Palmanova. Adesso andiamo a vedere invece in diretta da Belluno in A27 qual è la situazione per chi si sta muovendo evidentemente verso la montagna. Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi per noi. Tiziana. Sì, Lina, buongiorno. Stefano vi sta mostrando che cosa sta succedendo all'uscita della A27, questo lungo serpentone senza soluzione di continuità. Da questa mattina, dalle prime ore di questa mattina, questi sono le ultime centinaia di metri per immettersi sulla statale 51 di Alemagna, dove la situazione, ai noi, è praticamente la stessa, se possibile anzi ancora peggiore, perlomeno fino alla rotonda di Fortogna, e poi bisogna armarsi di santa pazienza, si procede a Passo Duomo e così sarà per tutto il pomeriggio. Perlomeno queste sono le previsioni anche di ANAS, che indicava questa mattina il bollino nero e poi il bollino rosso per la giornata, per il pomeriggio e per tutta la giornata di domani. È certo che comunque l'intensità del traffico è visibile, traffico e circolazione sostenuta. Noi in questo momento siamo in un luogo di osservazione privilegiato, che non è il ponte che collega l'area di servizio, l'area di sosta, che però vedete nelle immagini, l'area di sosta con l'ultima o la prima, a seconda della direzione, area di sosta della A27, perché l'ingresso è stato chiuso al pubblico, e quindi ci siamo spostati su questo, che è il ponte che conduce a Soverzene. Però è anche l'occasione per farvi vedere le auto che lo stanno oltrepassando, e fino a poco fa erano davvero tante, perché questa è una delle tante vie di sfogo per superare l'imbottigliamento, l'imbuto della A27. Uscendo da Soverzene, procedendo verso nord, ci si mette ugualmente sulla statale 51 di Alemagna, poco sopra Longarone. Vi ricordo che la statale 51 di Alemagna da ieri sera, dalle 21, è stata definitivamente aperta alla circolazione anche in orario notturno, dopo un mese e mezzo di passione a causa della frana a San Vito di Cadore, all'altezza di Dogana Vecchia. Vi ricordo ancora che c'è lo stop al traffico pesante oggi dalle 8 alle 22, domani dalle 7 di mattina sino alle 22, e da Belluno è tutto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Allora, avete visto, situazione decisamente più pesante, ma c'era da immaginarlo nella zona lungo la strada, lungo la 27, per raggiungere la montagna. Chi invece resterà a casa in questo Ferragosto, chi non si muoverà, cercherà refrigerio altrove naturalmente. Le località di mare, anche se si fa fatica a raggiungere, naturalmente lo sappiamo per le code proverbiali che ci sono verso le spiagge, ma ci sarà naturalmente chi andrà al mare, e ci sarà anche chi cercherà refrigerio magari qualche ora lungo il Piave. Allora, nei giorni scorsi la provincia di Treviso ha presentato un accordo con le associazioni ittico-venatorie per fare informazione lungo l'asta del fiume dopo naturalmente i 2 annegamenti che abbiamo registrato in questa estate, e anche il tragico incidente capitato a Lentiaia, una quindicenne, Gaia De Gaulle, rimasta schiacciata da un masso su cui si era arrampicata con delle amiche. Allora, per cercare di spiegare alle persone la pericolosità del Piave in campo, queste sentinelle sono centinaia, siamo collegati da Ponte di Piave con Elena Dalforno e Alberto Pivetta, e con i rappresentanti delle associazioni di cui parlavamo, in particolare Pesca Sportiva. A te Elena, buongiorno.
Sì, buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Siamo con Tommaso Cappuccio, che è il presidente provinciale di FIPSAS, e sono qui anche con 2 guardie, come vedete alle mie spalle, della vigilanza ittico-ambientale. Sono le guardie che insieme, diciamo, alla provincia monitoreranno in questi giorni particolarmente critici il fiume Piave. Perché siamo qui oggi? Perché proprio qui alle nostre spalle ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, ve lo ricorderete, Dennis Nava, un ragazzo venezuelano, e perché proprio la provincia, dopo un vertice, ha chiesto alle guardie ittico-ambientali di aiutarla a monitorare la situazione. Quindi chiediamo proprio a Tommaso Cappuccio quanti siete, quante persone monitoreranno il Piave e che cosa farete. Sì, allora in questo progetto sono coinvolte 3 associazioni, che sono la FIPSAS per quanto riguarda noi direttamente, poi c'è la Federcaccia e la Libera Caccia che ha altre guardie. In totale siamo circa 300 persone, noi disponiamo di 60 guardie abilitate a questo servizio, e non solo, perché noi facciamo attività normalmente di vigilanza ittica, dove le nostre guardie faranno semplicemente un'attività divulgativa, informativa, quindi la sensibilizzazione su quello che potrebbero essere i pericoli che potrebbero trovare eventualmente chi entra in acqua e non dovrebbe farlo. Ecco, facciamo proprio vedere il volantino, che è stato redatto in 2 lingue, che ricorda proprio cosa si può e non si può fare sul Piave. Sì, sostanzialmente questo volantino spiega quali possono essere gli imprevisti che si possono trovare su questo fiume, insidie che spesso e volentieri non si vedono. Per chi non conosce il Piave, quindi potrebbe trovarsi in una buca, tirato sotto da un vortice o come un masso o qualche detrito galleggiante che potrebbe colpire la persona. Il volantino è stato fatto in maniera molto breve, naturalmente, sia in inglese che in italiano, proprio perché sul fiume ci sono diverse persone, anche con culture diverse, che vengono magari a prendere un po' di refrigerio. Ecco, allora ricordiamo che cosa si può fare sul Piave. Si può venire a prendere il sole, ma non si può fare il bagno. Esatto, semplicemente vivere il fiume in maniera legale, evitando pericoli come quelli nella balneazione. Ricordiamo che c'è una norma, una legge che vieta la balneazione nelle acque interne, quindi in tutti i fiumi, e soprattutto bisogna stare molto attenti se magari uno vuole refrigerarsi un po', entrare in acqua con il piede. Sarebbe meglio non farlo, ma va bene così. L'importante è non esagerare, non entrare in acqua a fare il bagno. Ecco, l'ultima domanda che le faccio, signor Cappuccio, è sulla polemica che è nata sui social, perché molte persone vi hanno accusato di drenare dei soldi dalle istituzioni. Invece voi siete un'associazione volontaria. Sì, sia noi e anche le altre associazioni che collaborano a questo progetto siamo volontari, non viene dato nessuna cifra, è bene chiarire questa cosa qua, noi lo facciamo semplicemente affiancato al nostro servizio di vigilanza, quindi per noi non cambia niente e cerchiamo di dare un servizio e fare un servizio utile per la comunità. Ecco, ricordiamo anche che loro non fanno servizio di polizia e dunque nel caso si trovassero in difficoltà chiamiamo la nostra polizia provinciale, che è nostra coordinatrice, e poi loro si attiveranno per eventualmente chiamare chi di dovere o intervenire direttamente. Ecco, ricordiamo che appunto i giorni di Ferragosto saranno particolarmente caldi e intensi da questo punto di vista e ovviamente speriamo che non succeda nulla di grave. A te Lina, la linea. Grazie a Elena Dalfono e Alberto Pivetta, grazie alla FIPSAS per questa opera di divulgazione che sta compiendo insieme ad altre associazioni lungo il Piave in questi giorni in cui sappiamo che non solo c'è naturalmente l'allerta traffico ma anche quella caldo, per cui attenzione ai comportamenti quando si cerca refrigerio. Dopo Michele Nonino della Sores, anche i vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro, Enrico Signor decidono di saltare l'udienza preliminare e andare subito a processo per la tragedia del Natisone. Dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo per la morte dei 3 ragazzi travolti dal fiume il 31 maggio del 2024.
Dopo Michele Nonino, infermiere della Sores, anche i 3 vigili del fuoco indagati per omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar hanno deciso di saltare l'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato. Gli avvocati Stefano Buonocore per Enrico Signore e Andrea Lavia e Alfonso Mangoni per Luca Mauro hanno deciso con i loro assistiti di seguire la medesima strategia dell'avvocato Maurizio Miculan, primo a chiedere di evitare l'udienza filtro davanti al GUP Maria Rosa Persico, fissata per il 19 settembre, quando il giudice avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per i 4 indagati presentata dal pubblico ministero Letizia Puppa dopo la chiusura delle indagini. E noi dal canto nostro avremmo celebrato l'udienza preliminare, che è un momento importante che stimola la riflessione delle parti anche sul contenuto del fascicolo. È però evidente che non è pensabile che il Tribunale di Udine faccia 2 volte lo stesso processo e non è pensabile che si possano sentire 2 volte tutti i testimoni, in primis la famiglia, sottoponendola 2 volte a un'attività che evidentemente è logorante. Quindi nell'interesse di tutti c'è che questo processo rimanga unito e venga celebrato una volta sola. Quindi noi abbiamo depositato in queste ore la richiesta di giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare, e riteniamo che il fascicolo sarà auspicabilmente riunito e quindi sarà un solo processo. Ora si attende la risposta del GUP e la fissazione del processo, che sarà molto probabilmente unificato davanti al giudice monocratico Mauro Qualizza. La prima udienza è già stata fissata per il 17 novembre per Michele Nonino. Riteniamo poco probabile che il fascicolo non venga riunito. E invece nel Padovano grave atto vandalico in Busa Giaretta, dove è stata divelta la recinzione del pontile sul laghetto di Camazzole a Carmignano di Brenta. Preoccupato il sindaco, da qui si tuffano ragazzi, ha detto, correndo gravi rischi. Tuffi ripresi e postati sui social con sprezzo del pericolo dalla struttura nell'area del laghetto di Camazzole, utilizzata da giovani sprezzanti del pericolo e delle regole come trampolino. Per questo ETRA, coordinata dal Genio Civile, qui ha posto una recinzione che è stata divelta. A segnalarlo il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon. Denunciamo con forza questo atto di vandalismo che distrugge una messa in sicurezza della struttura che vedete alle mie spalle, che purtroppo viene utilizzata dai nostri ragazzi per tuffarsi e fare il bagno all'interno del bacino Giaretta. La struttura idraulica alta 12 metri serve per regolare il flusso dell'acqua tra il fiume Brenta e il laghetto, in un'area molto apprezzata dai visitatori che durante l'estate vi trascorrono alcune ore della giornata. Ai problemi di rifiuti abbandonati, sporcizie e parcheggio selvaggio si è aggiunto anche questo ben più grave, che mette a rischio l'incolumità di giovani vite, come già accaduto purtroppo nel recente passato. Per questo saranno intensificati i controlli già esistenti, con l'invito da parte dell'amministrazione comunale, rivolto soprattutto ai giovani e alle loro famiglie, di evitare rischi inutili e imprudenze. E torniamo a parlare di sicurezza sul lavoro e di morti purtroppo sul lavoro, con l'inchiesta per la tragica morte dei 2 operai egiziani in una villa di Veternigo a Santa Maria di Sala. Ci sono state le prime iscrizioni nel registro degli indagati da parte della Procura di Venezia e lunedì si svolgerà l'autopsia sui corpi delle vittime. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Le indagini per la morte di 2 lavoratori egiziani di 21 e 39 anni nella fossa biologica di una villa di Veternigo ai primi indagati. Sono il titolare della ditta che avrebbe caricato su un furgone i 2 operai per condurli sul luogo in cui poi si è verificata la tragedia e il vertice della cooperativa ex proprietaria della villa, che ha respinto ogni responsabilità. L'autopsia sui corpi dei 2 egiziani è stata fissata per lunedì. Naturalmente il sindaco di Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, non entra nel merito dell'indagine, ma si augura però che sia fatta presto chiarezza. Devo dire che un evento così nel 2025 è sconcertante. Spero davvero che vengano fatti i controlli del caso e che questo ci serva per sensibilizzare ancora una volta su quelle che sono le prescrizioni nel mondo del lavoro, i DPI e tutti i sistemi di sicurezza che devono essere adottati. Altra cosa è la solidarietà che questo doppio lutto ha generato nelle comunità di Santa Maria di Sala e di Mirano, dove entrambi i comuni si sono mobilitati. I sindaci Arpi e Baggio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere il costo del rimpatrio delle salme in Egitto. C'è stata davvero molta sensibilità e umanità da parte dei cittadini salesi e dei cittadini milanesi su quanto accaduto. Tutto questo voler dare una mano insieme
in qualche maniera va a calmierare questo grande vuoto, questa grande brutta notizia che ci ha lasciati tutti interdetti. E si sono vissuti attimi di paura ieri anche a Zero Branco, perché per 2 operai in quel caso sono caduti da un'altezza di 4 metri mentre stavano lavorando sospesi nel cestello di una gru all'interno di un'azienda. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Un'altra tragedia sfiorata sul luogo di lavoro, stavolta in via Pietrosola a Zero Branco, per un incidente che ha coinvolto 2 operai al lavoro nella ditta Idea Plastica. I 2, miracolosamente non in pericolo di vita, sarebbero caduti da un cestello di una gru da un'altezza di 4 metri mentre stavano lavorando su una cesta idraulica che si sarebbe rovesciata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del SUEM 118 che ha prestato soccorso ai 2 lavoratori, un uomo di 58 anni residente a Zero Branco e un ragazzo di 24 anni residente a Trevignano. Al lavoro anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i feriti sono stati subito ricoverati all'ospedale Cafoncello. È impressionante come purtroppo negli ultimi tempi si stiano susseguendo queste tragedie. Per fortuna appunto nessuno dei 2 è in pericolo di vita e la speranza adesso di tutti quanti, tutta la comunità, è che si possano riprendersi al meglio il prima possibile. Però questo pone senz'altro un accento su quanta attenzione serva negli ambienti di lavoro, anche quando le persone magari sono comunque esperte, perché non si trattava almeno in uno dei 2 casi di un ragazzino, ma anzi di una persona esperta, quindi qualcuno che conosceva bene il lavoro, conosceva bene anche i rischi e i pericoli collegati. Ma questo ci deve far pensare che non si deve mai abbassare la guardia, neanche quando si fanno operazioni magari semplici o conosciute. Dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, ma il sindaco si sofferma su un punto cruciale. Soprattutto che si riesca a capire la dinamica per evitare che in futuro questo possa risuccedere non solo a loro ma in generale. Come dire, colpisce ancora di più il fatto che di fronte a un accentuarsi dell'utilizzo della tecnologia anche nelle operazioni, nel caso specifico dell'edilizia, ci siano ancora però delle mancanze che compromettono e mettono a rischio la vita delle persone che vanno a lavorare per potersi guadagnare il pane, insomma. Edilizia ancora una volta sotto accusa nel Veneto, quindi, ma la ditta di Zero Branco è conosciuta e solida e finora non c'erano mai stati problemi. Questa è un'azienda che si è insediata qui recentemente, ma è un'azienda seria che ha varie sedi anche in Italia e con la quale noi abbiamo un rapporto ottimo e diretto, ma un'azienda, come dicevo prima, assolutamente seria e attenta a tutto. Amaro anche il commento dei sindacati. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, ha affermato che il grave incidente che si è verificato rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato. Abbiamo chiesto a gran voce che proprio a partire dal settore dell'edilizia si investa in tecnologie e dotazioni che permettano di prevenire e impedire le cadute, ma più in generale, continua, occorre un ripensamento collettivo. La conta dei morti sul lavoro in Veneto, non ultimi 2 operai egiziani morti a Santa Maria di Sala, è diventata drammatica. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG. Allora torniamo sui casi di cronaca, tra l'altro ancora da chiarire di queste ultime ore, a cominciare da quello di Marghera, il ritrovamento macabro avvolto nel mistero in via Brunacci, nei pressi della zona del centro commerciale Panorama. È ancora un giallo come possa essere morto l'uomo ritrovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una struttura abbandonata. A dare l'allarme è stato un passante, ma quando la polizia è intervenuta sul posto la scena era già chiara. Il cadavere era lì da diversi giorni, consumato dall'esposizione all'aria aperta e in condizioni tali da renderlo completamente irriconoscibile. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica si tratterebbe di un 35enne, presumibilmente di origine asiatica, forse del Bangladesh o del Pakistan, ma al momento si tratta soltanto di supposizioni. Nessun documento è stato ritrovato addosso al corpo e anche l'unico oggetto vicino, una tessera della Caritas, è risultato troppo deteriorato per essere utile all'identificazione.
L'ipotesi più probabile è che l'uomo si fosse rifugiato nella struttura abbandonata in cerca di un riparo, forse malato o colto da un improvviso malore. Nessun segno evidente di violenza è stato rilevato, ma solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso. Gli investigatori contano ora sull'analisi del DNA per riuscire a risalire alla sua identità e forse a una famiglia che lo sta cercando. Ma viste le condizioni del corpo, il percorso sarà lungo e complesso. Il mistero per ora resta senza nome. E la Procura della Repubblica di Venezia ha chiesto l'archiviazione per la morte del piccolo Mattia Coada, deceduto nel dicembre del 2023. A seguito dell'opposizione presentata dalla famiglia, il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza a settembre. Si riapre, almeno dal punto di vista legale e giudiziario, la drammatica e tragica vicenda di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, deceduto nel dicembre 2023 all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo dell'ospedale civile di Venezia. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione dei medici dell'ULSS 3 Serenissima, imputando il decesso ad un edema massivo fulminante. La famiglia di Mattia Coada, assistita dagli avvocati Renato Orberini, Augusto Parese e Gianluca De Biasi, ha però presentato fin da subito opposizione alla richiesta di archiviazione e il giudice per le indagini preliminari Carlotta Franceschetti ha fissato l'udienza per il 25 settembre prossimo. Si tratta di un'udienza che si svolgerà in Camera di Consiglio proprio perché il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto ammissibile l'opposizione e non infondata la notizia di reato per omicidio colposo. Le parti potranno discutere e all'esito dell'udienza il giudice deciderà se archiviare il procedimento penale o se ordinare ulteriori indagini alla Procura o se ordinare alla Procura di predisporre una perizia collegiale nella forma dell'incidente probatorio. La famiglia di Mattia ha sempre ribadito che questa loro battaglia è motivata unicamente dall'impegno a fare in modo che nessun altro bambino debba più morire come è successo al loro figlio. La notizia della fissazione dell'udienza è stata accolta molto favorevolmente dai familiari del piccolo Coada, che da tanto tempo cercano giustizia e verità. Un incendio è divampato invece all'ora di pranzo ieri in un edificio in ristrutturazione in via Bembo, nel cuore di Mestre. Nessun ferito grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si è elevata nel cielo di Mestre poco dopo le 13, visibile da centinaia di metri di distanza. Fumo e fiamme si sono sprigionate improvvisamente dal tetto dell'ex Hotel Vidale, edificio in fase di ristrutturazione tra via Pietro Bembo e via Giuseppe Parini, scatenando il panico tra passanti e residenti della zona. L'incendio, alimentato probabilmente dai materiali di cantiere presenti sulla copertura, ha avvolto rapidamente la parte superiore della struttura. Il fumo denso ha invaso anche il vicino Corso del Popolo, rendendo per alcuni minuti l'aria irrespirabile e attirando l'attenzione di decine di persone. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Mestre e Mira, impegnati con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala per domare il rogo e impedire che si estendesse al resto dell'edificio. Grazie alla prontezza dei soccorsi, le fiamme sono state contenute in tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche il ristorante al piano terra, l'Osteria Viterossa, non ha subito danni nemmeno dall'acqua utilizzata durante le operazioni di spegnimento. Proseguono ora le operazioni di bonifica e le indagini dei tecnici per accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi, un malfunzionamento legato ai lavori in corso sul tetto. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri per la messa in sicurezza dell'area. E un incendio è stato invece fatale nei giorni scorsi a Montebelluna a un 34enne di origini russe, Nicolò Martini. L'autopsia ha stabilito che è morto per l'intossicazione da fumo.
Soffocato dal fumo, questa è la causa della morte di Nicolò Martini, il 34enne trovato senza vita nella casa di via Colmoschina a Montebelluna. L'autopsia sul corpo dell'uomo ha riscontrato polmoni pieni di fumo, non sarebbero state rilevate altre lesioni ed ora si attendono gli esiti degli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco. Nulla ancora viene escluso, nemmeno l'atto doloso. Nella casa sarebbero state trovate delle lampade ad olio ed un fornello al cherosene. Questo, ma il condizionale è d'obbligo, potrebbe aver scatenato il violento incendio. Le indagini degli investigatori sono volte a verificare se all'interno della casa e soprattutto al primo piano, dove si è innescato il rogo, fossero presenti degli acceleranti come alcol o benzina, ovvero sostanze in grado di far propagare le fiamme più rapidamente. Fra l'altro l'abitazione era priva di energia elettrica e non c'erano né divani né tende, oggetti che per la loro composizione avrebbero potuto facilitare l'innesco del rogo. Nulla di nulla, un giallo che si spera possa essere chiarito quanto prima. La relazione dei vigili del fuoco potrebbe essere depositata nei prossimi giorni, solo allora si potrà capire, almeno in parte, cosa sia accaduto quel giorno quando i residenti hanno visto il fuoco fuoriuscire dalle finestre. Nicolò Martini è stato trovato privo di vita a secondo piano in una camera da letto a terra. In quella casa era entrato abusivamente. Da quanto tempo abitasse lì nessuno lo sa. Alcuni cittadini dicono di averlo notato in zona nell'ultimo mese e mezzo. Era tornato nella città che conosceva bene, dove aveva vissuto in precedenza, dove aveva coltivato la sua passione per la musica suonando alla batteria con una band. A Montebelluna aveva trascorso momenti felici, trovato gli amici veri, poi la sua vita era cambiata, difficoltà personali ed economiche, senza una casa, con lavori santuari, fino alla decisione di entrare nella casa di via Colmoschin, dove ha trovato la morte. Andiamo alla politica adesso, elezioni regionali, campagna elettorale che sta entrando nel vivo, in particolare per Giovanni Manildo, che proprio dagli studi di Focus TG ha chiesto una volta per tutte che venga fissata la data delle elezioni e non fa sconti sulle difficoltà che sta affrontando il centrodestra. Il dopo Zaia, dice, è un'eredità pesante. Sapere la data delle elezioni, questo senz'altro, penso che anche tutti i cittadini siano curiosi di sapere. A un mese dall'ufficializzazione della sua candidatura a presidente della regione, la campagna elettorale di Giovanni Manildo entra nel vivo, forte del fatto che dal centrodestra non è stato ancora fatto il nome dell'avversario politico, né tantomeno si è scelta una data per le elezioni, fatto quest'ultimo che sta cominciando a pesare anche nelle ali della maggioranza. È affascinante perché dopo 30 anni di amministrazione del centrodestra si apre una nuova pagina. Il no al terzo mandato di Luca Zaia cambia, anche il centrodestra deve voltare pagina, quindi è un momento fondativo, una campagna elettorale fondativa. Il centrodestra è fermo, non si era preparato alla successione del dopo Zaia, la sta vivendo come una successione di responsabilità e anche oggettivamente di potere. Noi la stiamo vivendo invece come costruzione di un percorso. Di inizio entusiasmante, infatti, parla il candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra, un'opportunità e un'alternativa dopo decenni di governo di centrodestra. Priorità l'unità politica, investimento sui giovani e la difesa della sanità pubblica. Sta crescendo sempre di più questa ondata di persone, portatori di interessi che ci credono, mi dicono: Giovanni, dai, questa volta la sfida è aperta, sicuramente è difficile, ma tutte le cose difficili sono affascinanti. La coalizione di centrosinistra questa volta ha fatto le cose per tempo, con un linguaggio comune, sono il candidato di tutti e questa cosa mi onora. È un'estate di sondaggi sulle preferenze dei cittadini sui possibili candidati per il centrodestra, ma secondo Manildo a pesare e molto è l'eredità del dopo Zaia. Luca Zaia era oltre la Lega, cioè Luca Zaia era Luca Zaia e si è dimostrato anche che Luca Zaia era capace con la sua personalità di intercettare anche mondi magari anche vicini al centro-sinistra. Si volta pagina, quindi è una campagna elettorale fondativa dove bisogna misurarsi sui progetti, sulle cose concrete. Si incomincia con un foglio bianco e questa è la parte entusiasmante, la parte che mi ha fatto accettare questa sfida. E sul fronte del centrodestra invece proprio questa è una mattinata di lavoro, perché a Noventa Padovana si è riunito stamattina il direttivo regionale della Lega per affrontare il tema autocandidature. Intanto Carroccio e Fratelli d'Italia continuano a rilanciare le loro velleità sulla corsa per Palazzo Balbi. Ad oggi mi sembra un'ipotesi giornalistica, quindi eviterei di commentarla.
Taglia corto con uno dei suoi proverbiali no comment il governatore sull'ipotesi circolata in queste ore che sul simbolo della Lega alle regionali il nome di Salvini possa essere sostituito proprio con il suo, arma tattica per trainare voti senza per forza avere la lista Zaia, che tanto dibattito ha acceso dentro il carroccio. Chissà se si parlerà anche di questo nel direttivo regionale del partito nelle prossime ore a Noventa Padovana, il primo vertice per parlare delle 150 autocandidature dei consiglieri e soprattutto il primo dal rientro di Alberto Stefani a Roma, dove il segretario, prima di lasciare la capitale, ha postato la foto della colazione con torta nell'Istituto delle Religiose, dove abitualmente pernotta mentre si trova in città. Di social in social, se Stefani scrive un ironico pace e bene a tutti, il suo omologo di Fratelli d'Italia Luca De Carlo rilancia con l'immagine rilassata in piscina nel giorno di pausa per il suo compleanno. Relax scrive nonostante la presenza del coccodrillo, un coccodrillo di color verde lega. Relax prima di rituffarsi nella mischia regionali dove i meloniani restano aggrappati al sogno del candidato presidente. Abbiamo avuto un coordinamento provinciale proprio questa settimana e tutti gli amministratori locali, i dirigenti militanti si augurano che il candidato possa essere di Fratelli d'Italia, perché ce lo meritiamo. Il mantra di Fratelli d'Italia è chiaro da mesi e si basa sul 37% raccolte alle europee e sul 32% alle politiche. Prendiamo questi due dati, io le dico che il candidato dovrebbe essere di Fratelli d'Italia e quindi questi sono i dati reali. Se poi, come dire, dobbiamo invece guardare la realtà dei fatti e bisogna avere rispetto per tutti gli alleati, perché noi siamo stati un partito piccolino e sapete non abbiamo avuto tanto rispetto in generale da tutti, no? Invece adesso che noi siamo il primo partito d'Italia e governiamo il paese e guidiamo la coalizione, dobbiamo essere soprattutto collante di centrodestra e quindi prenderci oneri e onori e cercare di tenere unita la coalizione. Se serve fare dei passi indietro perché tutta la coalizione faccia dei passi avanti, noi ci siamo perché abbiamo una responsabilità maggiore rispetto a tutti gli altri. Insomma, è come se Fratelli d'Italia mettesse le mani avanti, subodorando quello che si vocifera da tempo, che il Veneto vada alla Lega anche a costo di lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Tutto questo però in attesa ancora una volta che il tavolo nazionale del centrodestra batta un colpo, ma il messaggio va prima indirettamente proprio a Zaia, decidere una buona volta la data delle elezioni. Non è che noi siamo lì che aspettiamo tutto il giorno, ma quale sarà oggi il candidato, quale sarà la data? Solitamente prima arriva la data e dopo il candidato. E l'ANSA dà un aggiornamento sul direttivo della Lega Noventa Padovana perché Matteo Salvini si è collegato col direttivo regionale della Lega per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta del partito di esprimere il prossimo candidato presidente. È stato fatto un bilancio, il partito conta su 11.000 iscritti, più di 160 sindaci e in vista delle regionali ha già raccolto 158 disponibilità alla candidatura. Potrebbero garantire la costruzione di addirittura 3 liste, numeri che secondo Salvini dimostrano la forza dirompente della Lega in Veneto. L'eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni con la guida di Luca Zaia, ha detto, non va dispersa. Il leader ha parlato anche della lista del presidente uscente, giudicandola un valore aggiunto che proporrà agli alleati e quindi vedremo cosa si stabilirà all'interno del centrodestra, dove il cantiere è più che mai aperto. Adesso invece noi ci spostiamo, cambiamo decisamente argomento, andiamo in Valle Santa Felicita a Romano Dezzellino dove i ragazzi e le ragazze del campo scuola alpino si stanno esercitando alla palestra di roccia e stanno seguendo lezioni con le guardie cinofile. Ci racconta come sta andando Vanessa Banzato sul posto con Renzo Rigon. Ultima giornata del campo scuola alpino, ultima giornata di attività perché domani ci sarà il saluto dei 52 ragazzi che verranno ritirati dai genitori a conclusione di queste 2 settimane intense, 2 settimane di lavoro, di attività tra le più svariate, come il vice direttore del campo scuola Francesco Acquisto e il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo. Insomma, parto proprio da lei, presidente, perché
sono state 2 settimane intense, dicevamo, ma tanta soddisfazione. Tantissima, veramente col cuore, perché i ragazzi, i 52 allievi che hanno affrontato queste 2 settimane ci hanno ripagato con il loro impegno, con le loro debolezze, con i loro piccoli malanni che naturalmente in 2 settimane escono fuori, però con tanta volontà, tanta determinazione e bisogna anche dirlo con anche serietà. Sono stati bravi ragazzi, una bella avventura, veramente bella. Vice direttore acquisto, qui proprio in questa giornata si stanno cimentando nell'arrampicata, ma si stanno cimentando anche in tutta un'altra serie di attività legate alla montagna e c'è uno spiegamento anche di forza importante. Esattamente, questa giornata, vista l'importanza e la tipicità della disciplina, abbiamo ottenuto la collaborazione di un certo numero di collaboratori del CAI e delle forze armate, in fattispecie 4 alpinisti del plotone Alpieri del 7° reggimento alpini, per cui abbiamo quasi un rapporto di un istruttore con un allievo per agire proprio nel massimo della sicurezza. I risultati si vedono, non c'è stato uno che abbia detto ho paura, non voglio, non mi sento. Tutti incoraggiati dai compagni, dagli istruttori, della sicurezza, hanno voluto fare le prove, per cui stanno portando a termine con successo queste vie che, se non fossero attrezzate, sarebbero almeno del quarto più. Ecco, la gran parte non ha mai arrampicato, per cui dobbiamo dire grazie a chi li sta seguendo, chi li ha preparati anche psicologicamente per portare a termine questo discorso, che è qualcosa di anomalo, perché nel giro di poche ore da zero sono diventati degli alpinisti. È una gran soddisfazione per loro, soprattutto perché davvero 2 settimane in cui loro sono cresciuti, sono maturati, hanno imparato anche a conoscere meglio se stessi. Assolutamente sì, loro non sapevano assolutamente i loro limiti, e quando uno pensa in generale che sta morendo, in realtà è giunto al 30% delle proprie potenzialità. Noi li abbiamo incoraggiati a tirare fuori anche l'orgoglio quando serviva, ma l'hanno fatto senza chiedere perché lo facevano, e basta, proprio per vedere i propri limiti e capire quali ostacoli avrebbero potuto superare. Ma questo è il caposcuola, è la simulazione di quello che avverrà nella vita. Certo. Esattamente. Dove qua abbiamo la possibilità di discutere e prendere gli opportuni provvedimenti per dare delle sterzate al loro modo di fare, e la vita è un po' più dura. Ecco. La vita è un po' più dura. Ma se sono preparati a farlo non avranno difficoltà ad affrontarla nel miglior dei modi. Sono fiducioso in questi ragazzi. Davvero un bellissimo scenario, grazie a Vanessa Banzato e Renzo Rigon, grazie agli ospiti. Noi ci fermiamo qui, il tempo sapete al sabato è ridotto. Ringrazio in regia Mattia Pizzaia, Andrea Basso. Mi stavano dicendo qualcosa forse dalla regia, riusciamo a inserire un ultimo servizio, forse mi dicono, eccolo qua, e allora andiamo a vedere per Ferragosto la situazione negli agriturismi che sembrano pressoché pieni nel Padovano. Perfetti per la classica gita fuori porta del giorno di festa o per il pranzo e cene in famiglia, perfetti anche per il turista che cerca proposte a chilometro zero. Si preparano alla settimana di Ferragosto i 200 agriturismi della provincia di Padova, pronti ad accogliere alle loro tavole fino a 7.300 persone. Un menù leggero e low cost nelle scelte degli avventori, che puntano sulla qualità e la stagionalità del cibo proposto più che sulla quantità. Meno piatti, ma attenzione al prodotto, alla sua origine ma anche alla sua originalità. Dai Colli Euganei fino alla laguna la provincia di Padova offre menù per tutti i gusti in location che rimandano al DNA rurale del territorio. Non solo cibo, negli agriturismi della provincia di Padova 120 aziende offrono anche alloggio per un totale di quasi 1.500 posti letto. Immagini adatte a quest'ora, allora augurandovi buon pranzo, noi ci fermiamo qui, ringrazio in regia Mattia Pizzaia e Andrea Basso, l'appuntamento come sempre per i telegiornali di questa sera, intanto un buon sabato pomeriggio a tutti, arrivederci.